diciamo che la partita ha rappresentato esattamente le aspettative, nel senso che Codroip è una squadra completa, con esperienza, fisicità e giocatori di grande valore. La partita ha avuto un up and down nei primi 2 quarti, difensivamente abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto la fortuna di poter incrementare poi dopo, verso la fine del secondo quarto, con la trasformazione di transizione e contropiede, di incrementare il vantaggio. Era frutto di quello che abbiamo fatto dietro, di quello che abbiamo fatto in difesa. Il vantaggio preso forse ci ha un po' distratto e nel terzo quarto siamo stati un poco attenti su Veneruzzo, siamo stati poco attenti su Buscaino, che aveva dato un segnale e quindi dobbiamo essere capaci a coglierlo, essere pronti ad avere la sentinella giusta che si presenta davanti al giocatore che è in gas in quel momento lì, e lì siamo arrivati un attimo distratti. Poi dopo probabilmente la caparbietà e il ritornare a rendersi conto del valore di questa gara 1 ci ha portato a fare un finale di partita con spessore, con solidità, per cui abbiamo preso il rimbalzo che ci voleva, abbiamo avuto l'esperienza per prendere dei falli contro il loro pressing, siamo riusciti a trasformare e a controllare il gioco in questa direzione. Qua abbiamo ripreso la partita in mano. Adesso dobbiamo capire che abbiamo fatto solo il primo tempo, adesso abbiamo il secondo tempo a Codroip, consapevoli che se è stata difficile qua sarà difficile anche dall'altra parte. Loro sono la squadra che ho detto all'inizio dell'intervista, ma noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra opportunità deve essere rappresentata dalla concentrazione, deve essere rappresentata dal miglior UBP, e mercoledì dobbiamo tirare fuori queste caratteristiche, perché determinazione sicuramente e concentrazione faranno la differenza. Sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare mercoledì è non andare sotto di 20 punti, perché chiaramente giochi contro la prima in classifica, squadra strutturata per salire, e chiaramente lo sforzo che noi abbiamo fatto per recuperare 20 punti poi dopo l'abbiamo pagato in poca lucidità in quei momenti concitati alla fine, che mancavano 6 minuti, ecco, per cui questo è il rammarico, e sicuramente a ritorno mercoledì non dobbiamo fare questo errore. Dobbiamo eseguire un po' meglio determinate situazioni che abbiamo preparato, che oggi abbiamo e non abbiamo fatto, sappiamo, li conosciamo adesso ancora meglio, sicuramente anche loro ci conoscono, però vuol dire siamo in salute, non abbiamo niente da perdere, Padova ha tutta la pressione, per cui cercheremo di fare una buona partita e ritornare domenica prossima qua.